Buongiorno da Leandro Maggi, approfittiamo della visita a Porto Tolle del ministro Federico D'Incà e di alcuni degli illustri ospiti della giornata per fare il punto sulla crisi ucraino-russa e dei provvedimenti che si stanno prendendo, in particolare nella provincia di Rovigo. Rappresentare in questo momento, attraverso la guida e l'autorevolezza di Mario Draghi, un supporto al mondo intero, e l'Italia deve dimostrare di essere un grande paese. Ecco, tutte le componenti sono favorevoli a mandare le armi in Ucraina? È una risoluzione da parte dell'intera maggioranza e insieme anche di Fratelli d'Italia, una risoluzione in cui appunto ha indicato la volontà da parte del Parlamento di dare la possibilità al governo di fornire armamenti, come fanno gli altri paesi europei, al governo ucraino. Eccellenza il prefetto di Rovigo, come si sta muovendo la provincia di Rovigo per quanto riguarda i profughi che stanno arrivando? Bene, ci stiamo muovendo con una cabina di regia coordinata dalla prefettura che ha coinvolto sin dall'inizio tutti i comuni, la ULSS, le forze dell'ordine. Stiamo individuando tutte le persone che giorno per giorno arrivano sul territorio, le inviamo subito ai Covid point per fare lo screening sanitario e assicuriamo tutta l'accoglienza e l'assistenza sociale necessaria. Ecco, avete già un'idea di che numero di persone arriveranno? Al momento la questura ha censito 33 cittadini ucraini, 12 appartenenti a 12 nuclei familiari che sono tutti ospitati presso parenti o conoscenti. Nei prossimi giorni è presumibile che giorno per giorno continui un certo afflusso. Al momento non abbiamo una percezione comunque di un afflusso ancora massivo, però è ovvio che seguiamo giorno per giorno la situazione che potrebbe appunto cambiare laddove la situazione in Ucraina dovesse accentuarsi in termini di criticità. Ecco, per quanto riguarda la provincia di Rovigo, in ogni caso cabina di regia in prefettura. Cabina di regia in prefettura, ma con la fortissima collaborazione di tutti i sindaci che hanno sin dall'inizio sono stati coinvolti e hanno assicurato tutta la loro collaborazione che stiamo veramente sperimentando come effettiva e concreta. Abbiamo affrontato in un primo tavolo con Sua Eccellenza il Prefetto proprio nei giorni scorsi per preparare tutta la filiera delle iniziative da porre in essere perché l'accoglienza, l'arrivo dei cittadini ucraini possa essere fatto nel migliore dei modi e permettere nelle migliori delle condizioni anche alle nostre municipalità proprio per fare un'accoglienza che sia vera ed effettiva, concreta. Quindi in attesa di quelle che saranno le prossime determinazioni da parte del Ministero, stiamo preparando assieme alla prefettura, alla questura, all'USL e con tutti i sindaci stiamo preparando tutte le misure per essere veramente pronti ad accoglierli. In questa prima fase stiamo assistendo a degli arrivi che sono più che altro sulla base di legami familiari o di amicizie già esistenti con persone italiane, quindi già o ucraine già sul territorio e quindi in questo momento il fenomeno è controllato da questo punto di vista. Ci aspettiamo anche un altro tipo di arrivi di persone che meno avranno sul territorio invece dei presidi e delle sicurezze appena giunti all'arrivo e quindi ci sta muovendo anche con tutto il mondo associativo e del volontariato per predisporre le migliori condizioni perché possano effettivamente essere accolti. Ecco, Sua Eccellenza del Prefetto ha detto che la cabina di regia sarà appunto in prefettura. Il ruolo che avrà invece la provincia? Noi siamo assolutamente a disposizione, siamo in stretto collegamento proprio con la prefettura, il tavolo lo abbiamo condiviso, siamo presenti allo stesso tavolo perché c'è bisogno che siamo uniti in questo percorso. Ecco, chiediamo invece al sindaco Pizzoli, sappiamo che anche nel suo territorio ci sono molte persone ucraine che svolgono fondamentalmente lavori di assistenza alle nostre famiglie, c'è in arrivo, sa qualcosa sugli arrivi che arriveranno appunto nel suo comune? Sì, al momento vado a integrare, è già stato esaustivo il Presidente Enrico nell'esposizione del tavolo prefettizio. C'è anche da dire che in questo momento arrivi programmati e quindi di destinazione di profughi nel Polesine non ce ne sono, ci sono degli arrivi sporadici e anche Porto Tolle ha un paio di arrivi dovuti a
familiarità con chi è già presente nel territorio. Stiamo provvedendo insieme naturalmente alla questura a dare tutte le indicazioni perché naturalmente c'è la visita, bisogna andare al Covid Point, bisogna fare la domanda di permesso, cose che stiamo cercando di strutturare anche grazie alla rete di conoscenza territoriali, come stanno facendo anche gli altri comuni d'altra parte. Ok. Consigliera Erika Baldin, naturalmente una domanda al momento: come sta affrontando la Regione l'emergenza i profughi ucraini? Stanno arrivando? Cosa avete predisposto per evitare eventuali disagi? Naturalmente adesso la priorità è quella di mettere in sicurezza i profughi che stanno arrivando sul nostro territorio, per la maggior parte donne, anziani e bambini, che stanno arrivando a centinaia nelle nostre città, quindi la Regione del Veneto deve fare tutto quello che è in grado di approntare proprio per la sicurezza di queste persone, per trovare alloggi e sistemazioni adatte a riceverli e provvedere alle loro necessità. Ecco, tutta l'Italia si sta muovendo o qualche regione in particolare? Ma credo che tutta l'Italia stia facendo un'opera di protezione, di tutela di chi sta arrivando nel nostro territorio, che fugge da una guerra, che ha lasciato la propria casa, armati soltanto di una valigia, e sono arrivati un po' stanno arrivando in tutta Europa. La Regione del Veneto sta facendo la sua parte come le altre, anche i comuni si stanno attrezzando e servirà una cabina di regia proprio per mettere insieme tutti gli aiuti umanitari che le persone con grandissimo cuore stanno mettendo a disposizione. Consigliera Laura Cestari della Regione, naturalmente la domanda del momento: come sta affrontando la Regione dal suo punto di vista l'emergenza ucraina? Noi siamo assolutamente nel pieno del problema. Pochi giorni fa proprio in Consiglio regionale abbiamo approvato all'unanimità una risoluzione che si dichiara assolutamente contro la guerra. L'assessore Bottacin si sta adoperando per fare in modo che la protezione civile possa essere pronta. In questo momento non si può muovere ancora verso il confine, quindi agire a livello interregionale, ma si sta attrezzando sia con mezzi che con persone. Abbiamo anche aperto un conto per chiunque voglia volontariamente inviare qualsiasi forma di aiuto alla popolazione ucraina. Ecco, lei è contrario o favorevole a mandare le armi in Ucraina? Allora, io credo che per tutti, visto che è anche garantito a livello di legge, sia necessario potersi difendere. Quindi il diritto alla legittima difesa sia importante. Ricordiamo che chi invade non ha mai ragione e chi è invaso deve in un qualche modo trovare il modo di difendere anche le proprie ragioni. In questo momento siamo assolutamente al di fuori di una situazione democratica, questo è il più grosso problema, quindi la scelta che ha operato il governo a mio avviso è quella corretta. Chiaro che la priorità sarebbe fermare le bombe e riuscire ad uscire da questa situazione che è veramente assurda.